abbiamo appunto con noi Padre Giulio Albanese, insomma ha un curriculum che andrei avanti tutta la sera a raccontarvelo, quindi ve lo dico in modo molto breve. Lui è un missionario comboniano della congregazione comboniana ed è anche un giornalista e scrittore. In questo momento è direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali e dell'Ufficio per la Cooperazione Missionaria del Vicariato di Roma. Il suo capolavoro giornalistico, la sua formidabile intuizione, che poi purtroppo non ha avuto negli anni successivi il seguito che meritava, è l'aver fondato l'agenzia stampa Misna, che è appunto un'agenzia che si reggeva su la rete di missionari esistente in tutto il mondo per raccontare il mondo dal loro punto di vista, cioè dal punto di vista poi dei popoli e della gente, un racconto dal basso che poi è comunque proseguito come stile nel lavoro di tanti giornalisti, di tanti cronisti, di alcune testate, e che anche lui ha continuato, lo ha continuato anche attraverso numerosi libri. È anche membro del Consiglio per la sezione dei rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Segreteria di Stato della Santa Sede, e appunto continua a scrivere e a collaborare anche con varie testate, tra cui l'Avvenire e l'Osservatore Romano. Dicevo, molti i suoi libri si segnalano tra i più recenti Vittime e carnefici nel nome di Dio di Con Einaudi e Poveri noi con EMP, e poi soprattutto fresco di stampa e presente anche in fondo al banchetto che poi insomma che vedete, è il libro Afriche, Inferno e Paradiso, viaggio in un continente dai 1000 contrasti. Ed è proprio di questo che parliamo oggi. So che gli organizzatori inizialmente avevano pensato di dedicare una serata soprattutto alla realtà della Repubblica Democratica del Congo, ma mi pare giusto, avendo la fortuna di avere con noi Giulio Albanese e questo libro fresco di stampa, allargare il discorso all'Africa. Poi ci sarà sicuramente modo di parlare della Repubblica Democratica del Congo, di parlare di altri scenari anche di conflitto, anche di guerra, anche di terribili violazioni dei diritti umani che persistono in Africa. L'ultimo, mi pare, proprio di queste ultime ore è il colpo di Stato in Guinea-Bissau, che è un piccolissimo paese, quindi un continente in cui l'instabilità politica continua a essere molto forte. L'abbiamo vista in queste ultime settimane, per esempio in Madagascar e in altri paesi. Ma Padre Giulio ha voluto scrivere questo libro, nel quale sono raccolti molti di questi articoli che ha scritto, in particolare per l'Osservatore Romano, ma poi rivisti e anche con un ordine che è decisamente avvincente. È davvero uno sguardo ed è un viaggio che si fa in un continente poco conosciuto, che è l'Africa, spesso evocato come il continente nero, come il continente povero, come una sorta di buco nero sulla carta geografica, come un continente ora da saccheggiare, ora da aiutare, ma mai da conoscere in profondità. E questo libro ci aiuta perché Padre Giulio, appunto, come missionario lo conosce bene, come giornalista anche lo sa pure raccontare bene, e quindi ci dà da una parte la profondità storica, dall'altra la prospettiva di futuro, e dall'altra anche ci racconta dei tanti fermenti di un continente che appunto vive un grande contrasto. È insieme inferno e paradiso, è insieme un continente che ne contiene tanti. Infatti il titolo parla di Afriche, perché l'Africa in qualche modo non è una sola, è una pluralità di mondi, una pluralità di universi nei quali ci sono tante cose che stanno nascendo, anche nuove, tanta resilienza, un continente pieno di giovani e pieno di speranze. Quindi in qualche modo mi pare, ma poi adesso ce lo dirà lui appena appunto gli do la parola, anche perché giustamente volete sentire lui, un continente di cui si vorrebbe anche un po' rovesciare il cliché, nel senso che certamente si parla di tanti drammi che continua a vivere l'Africa,
ricco di risorse che appunto vengono spesso saccheggiate, ricco anche di una corruzione che appunto corrode il tessuto politico e istituzionale di questi paesi, ma anche, dicevamo, tante speranze. E qui si parla di giovani, si parla perfino di intelligenza artificiale, si parla perfino di progetti aerospaziali, di industria automobilistica e insomma poi di tanti semi che sono stati gettati, di tante piccole piante che stanno crescendo e con la speranza che questa ricchezza di società civile di cui nessuno parla possa davvero essere in un giro di poco tempo più visibile e che l'Africa venga appunto vista, conosciuta, approcciata per quello che è. Questo è l'auspicio e quindi noi diamo a lui la parola, insomma è come averlo con noi e sicuramente, anche se a qualche centinaia di chilometri di distanza, sicuramente sentiremo la sua passione, il suo calore, il suo amore per questo continente e quindi gli diamo volentieri la parola e io sono molto curioso di ascoltarlo, lo conosco, siamo a varie volte interfacciati e quindi davvero mi fa molto piacere oggi essere qui ad ascoltare Padre Giulio. A te la parola, Padre Giulio. Buonasera. Chiedo davvero venia se non sono con voi, ma purtroppo non sarei potuto ritornare a Roma domani a causa proprio di questo shock. Comunque grazie alle nuove tecnologie, grazie all'internet riusciamo comunque a comunicare e quindi spero che questa non sia un'occasione persa. Sicuramente sarebbe stato meglio se fossi stato fisicamente con voi. Il tema è davvero vasto, come dire, mastodontico, faraonico, anche perché le Afriche, usiamo il plurale perché il continente premonte l'Europa, sono anni luce distanti dal nostro immaginario occidentale. Le ragioni sono molteplici, di tipo storico, pensate a quello che scrisse Hegel, il quale senza, come dire, senza direi pudore, scrisse, prendendo penna e calamaio, le Afriche sono un continente fine in storia. A dire il vero lui usò il singolare, perché secondo lui l'Africa era un tutt'uno molto omogeneo, popolato da etnie tribali, incapaci di poter esprimere un pensiero logico. Questo era quello che pensava Hegel. Sta di fatto che questo pregiudizio occidentale ha contaminato negativamente tutta l'epopea coloniale, anzi per certi versi ha rappresentato proprio l'anima, il supporto, il fulcro. E sta di fatto che a seguito soprattutto di un comparto mass mediale che lascia molto a desiderare, purtroppo delle Afriche sulla stampa internazionale e nazionale si parla troppo poco e solitamente male. Io sono il primo a dire che non dobbiamo fare in tutte le erbe un fascio. Ci sono comunque delle testate anche nel nostro paese che danno spazio a questo continente, ma bisogna riconoscere che comunque l'informazione mainstream è solitamente distratta rispetto alle vicende africane. Ora stiamo parlando di un continente che è 3 volte l'Europa, con una popolazione di 1,5 miliardi di abitanti. Voi considerate che quando io sono stato in Africa per la prima volta con i miei genitori a metà degli anni 60, l'Africa aveva 265 milioni di abitanti, oggi sono 1,5 miliardi e le proiezioni delle Nazioni Unite ci dicono che nel 2050 il continente avrà una popolazione di 2,5 miliardi di abitanti. È un continente con un'età media di 20 anni. Ci sono comunque dei paesi come la Repubblica Democratica
francese, ha un'età media di 19 anni. Quindi è un continente giovane, in cui sta avvenendo un fenomeno dal punto di vista demografico che dovrebbe essere degno di nota, di attenzione da parte delle cancellerie occidentali, soprattutto quelle europee. Nel 2010 il continente africano era il continente con il più alto index of dependence o dependence index. Che cos'è? È l'indice di dipendenza, vale a dire la percentuale della popolazione che non lavora, dunque i giovanissimi e gli anziani. Ora cosa sta succedendo? Nel giro di 15 anni questa percentuale è diminuita in maniera molto drastica. Sta di fatto che entro il 2030 il continente africano dovrebbe essere il continente col più basso index of dependence. Su questo c'è un certo disaccordo tra gli studiosi. Alcuni ritengono che l'Africa raggiungerà il più basso indice di dipendenza rispetto agli altri continenti addirittura nel 2050. La verità è che questo trend è avviato, è significativo, il che significa che nei prossimi anni la stragrande maggioranza della popolazione africana sarà nella cosiddetta fascia lavorativa. E di questo dovrebbero essere coscienti i governanti della vecchia Europa, anche perché nel 2050 l'Europa, demograficamente parlando, rappresenterà meno del 5% della popolazione mondiale, il che in sostanza significa che se l'Europa vorrà continuare ad essere competitiva sul versante dell'economia reale, avrà necessariamente bisogno di forza lavoro dalle Afriche. Purtroppo questa vede che questo fenomeno dell'immigrazione illegale solitamente viene trattato in termini emergenziali. Bisogna mettersi in testa che il tema della mobilità umana è un fenomeno sistemico, strutturale nel perimetro del cosiddetto mondo villaggio globale. Quindi non è assolutamente da escludere che nei prossimi anni vi sarà un significativo aumento della migrazione da meridione verso settentrione. Ma dobbiamo stare molto attenti perché questo è un fenomeno che va governato in modo efficace, intelligente, anche perché, ripeto con insistenza, l'Europa avrà bisogno dell'Africa. E qui mi viene in mente il pensiero di Leopold Sédar Senghor, che è un grande maestro, scusami un attimo, Padre Giulio, ti chiedo solo se puoi parlare un attimo più vicino al microfono perché qui non ti sentiamo benissimo. Leopold Sédar Senghor è stato un grande intellettuale nonché caponistato del Senegal, è stato il grande maestro della negritude. E lui, parlando delle relazioni soprattutto tra Europa e Africa, metteva in evidenza il fatto che in passato l'epopea coloniale ci ha trovato divisi, ma il presente e soprattutto il futuro si devono trovare all'appuntamento del dare e del ricevere, perché abbiamo un destino comune. E questo è un aspetto importante da sottolineare, perché nella sfida delle cosiddette relazioni nord-sud, Europa-Africa, dobbiamo tenere presente che la questione non va solo affrontata per quanto concerne l'aspetto economico, l'aspetto politico, l'aspetto sociale. Questi sono tutti ambiti certamente rilevanti, ma la vera sfida nelle relazioni con il continente africano è di tipo culturale. Quello che io ho cercato di sottolineare in questo saggio è che purtroppo vi è un deficit grossolano di informazione. L'informazione è la prima forma di solidarietà, non dimentichiamolo. E come diceva il grande Martin Luther King,
Non dobbiamo avere paura delle parole dei satrapi, dei malvagi, ma del silenzio degli onesti. E quindi la sfida, a mio avviso, ha una valenza davvero esistenziale. Solitamente nel nostro paese si parla del continente africano in riferimento alla cronaca nera, è un eufemismo, degli sbarchi sulle coste del bel paese. Raramente si parla di quello che avviene per esempio nell'Africa subsahariana, quella a sud del grande deserto del Sahara, dove in effetti si verificano fatti, accadimenti, direi l'attualità da questo punto di vista oggi è sorprendente, ma sono tutte questioni che in una maniera o nell'altra interpellano il nord del mondo e in particolare interpellano l'Europa e dunque anche il nostro paese. Perché ho scritto inferno e paradiso nella titolazione? Il motivo è presto detto, perché se da una parte l'Africa è un contenitore di culture ancestrali e ha delle straordinarie potenzialità, e al primo posto metterei, come ho già detto, i giovani, perché è un continente giovane dove c'è una rilevante voglia di vivere da parte della gente, soprattutto dei giovani, delle famiglie. Dall'altra questo continente continua ad essere terra di conquista perché è ricco di commodity, quindi materie prime di ogni genere, e soprattutto a seguito della crisi russo-ucraina prima e della crisi medio orientale dopo, la situazione si è acuita al punto tale che la geopolitica africana sta subendo una radicale trasformazione. Allora credo che a questo punto sia importante andare per ordine. Ricordiamo innanzitutto che questo paese, questo continente ha un prodotto interno lordo attualmente di circa 3 trilioni e mezzo di dollari. Ora, detta così la cifra potrebbe fare effetto, sappiamo bene che 1 trilione sono 1000 miliardi. Il problema qual è? È che se noi facciamo una comparazione con il prodotto interno lordo europeo, dell'Unione Europea, che è di circa 17 miliardi di dollari ad occhio e croce, si capisce bene che c'è qualcosa che non funziona. La cosa ancora più incredibile è la questione del debito, che per l'Africa attualmente rappresenta una vera e propria spada di Damocle. Perché dico questo? Perché sebbene la cifra confrontata a quella di altri paesi sia irrilevante, di fatto se noi facciamo un confronto tra quello che è il prodotto interno lordo dei singoli paesi africani e il loro debito, ci rendiamo conto che il vero problema è che la cifra assoluta del prodotto interno lordo africano è troppo basso rispetto al PIL. Allora andiamo per ordine. Considerate che il prodotto interno lordo italiano attualmente è di 2 trilioni di dollari. Pensate che il prodotto interno lordo africano è di 3 trilioni e mezzo. Ma guardiamo al debito italiano. Il debito italiano attualmente è di circa 3 trilioni di dollari. Noi abbiamo dunque un debito che è superiore al PIL, al prodotto interno lordo. In Africa molti paesi hanno un prodotto interno lordo superiore al debito, ma il problema qual è? È che il loro PIL, la cifra assoluta, è troppo bassa. Porto l'esempio della Repubblica Centroafricana.
Pensate, la Repubblica Centrafricana è un paese che ha una superficie 2 volte l'Italia e ha un prodotto interno lordo di circa 5 miliardi di dollari. È una cifra davvero insignificante se confrontata a quella dell'Italia. Pensate, è un PIL inferiore, meno della metà del prodotto interno lordo della regione basilicana. E sebbene il debito di questo paese sia di circa 1,5 miliardi di dollari, quindi inferiore al prodotto interno lordo, il PIL di questo paese è troppo basso, e questa è una contraddizione che caratterizza tutti i paesi africani, i quali paradossalmente hanno delle ricchezze straordinarie. La Repubblica Centroafricana di cui sto parlando ha nei depositi orientali, nord-orientali, ha giacimenti di diamanti notevoli, al confine con il Sudan, il Nord Sudan, ci sono giacimenti di petrolio, a Boko, ma più a sud ci sono giacimenti di uranio, le foreste sono verdeggianti e lì è possibile trovare legname pregiatissimo, eppure questo paese ha un prodotto interno lordo insignificante. Guardate, quando parlo della Repubblica Centroafricana dico che è un po' la metafora delle contraddizioni del continente africano, perché lo stesso ragionamento, con cifre evidentemente diverse, più alte, però analoghe, possiamo farlo per quanto riguarda l'ex Zaire, la Repubblica Democratica del Congo. Quindi il tema qual è? È che il prodotto interno lordo africano è troppo basso e il debito africano, per quanto sia insignificante, ripeto, il debito del continente africano attualmente è di circa, il debito è di circa 1,4 trilioni, 1,5 trilioni. Voi capite bene, a livello continente, noi stiamo parlando di un continente, è la metà, il debito di tutto il continente africano è la metà del debito italiano. Capite, la contraddizione è come dire, lascia spiazzare, perché uno dice ma come hanno un debito in fondo basso in confronto alle economie europee, alle economie occidentali. Sì, ma il problema è che il loro prodotto interno lordo, a cifra assoluta intendo, è ancora bassa, troppo bassa, anche se negli anni scorsi i paesi africani, molti paesi africani, soprattutto prima della pandemia, avevano registrato delle crescite significative. Voi immaginate, l'Angola era riuscita a registrare prima della pandemia Covid-19 una crescita del più 10% del PIL. Ciò non toglie il valore assoluto è sempre stato basso, troppo basso. Ora viene spontaneo a domandarsi questo per quale motivo? Perché purtroppo l'Africa è ostaggio dell'alta finanza, questo lo dico senza peli sulla lingua. La finanziarizzazione dell'economia ha fortemente danneggiato le economie africane e addirittura in Africa è stato finanziarizzato il debito, il che significa che il pagamento degli interessi è legato alle speculazioni di borsa. Morale della favola, molti governi africani si trovano nella impossibilità di restituire quello che hanno ricevuto. Vi è poi, e questo è un altro aspetto da sottolineare con forza, l'attività speculativa che viene portata avanti dalle agenzie di rating. Le agenzie di rating sono diverse nel mondo, ma ce ne sono tre, che sono le tre grandi signore, sono tutte e tre americane, si chiamano Standard & Poor's, Moody e Fitch. Ebbene, pensate che queste agenzie di rating, che sono quelle che dovrebbero esprimere una valutazione sullo stato di salute delle economie africane, ma addirittura delle imprese, delle banche, delle grandi aziende, bene, queste tre signore si sono permesse quasi sincronicamente
di operare il downgrade, quindi come dire la svalutazione del valore dell'economia africana. Operare un downgrade significa in sostanza dire che il valore dell'economia africana, il valore delle aziende, delle imprese, come dire, viene svalutato. Questo ha avuto un effetto devastante. All'inizio dell'epidemia di Covid, queste signore hanno pensato bene di operare il downgrade solo per scopi speculativi, perché non c'era assolutamente motivo, perché non solo l'Africa è stato il continente che ha dimostrato la maggiore resilienza nei confronti dell'epidemia Covid-19, ma poi perché effettivamente, proprio perché il grosso dell'economia africana si regge sulle attività estrattive, sulle cosiddette commodity, materie prime. È vero che per 3 mesi l'attività petrolifera si è fermata, si è bloccata, ma comunque le ricchezze del continente africano rimanevano sempre e comunque racchiuse nel sottosuolo. Sta di fatto che oggi sono tutti concordi nel dire che quel downgrade da parte delle agenzie di rating era ingiusto, altamente ingiusto. Sta di fatto che chiaramente gli speculatori ne hanno approfittato, il che ha comportato che cosa? La svalutazione delle divise locali, delle monete locali, la crescita del debito e soprattutto la svendita degli asset strategici del continente, svendita che chiaramente rispondeva a quella che era la logica degli speculatori. Ora è evidente che se non si affronta la questione della finanza in Africa non si va da nessuna parte. Io naturalmente di esempi potrei portarvene a bizzeffe, ma mi rendo conto che mi sto dilungando troppo sulla questione economica. La verità è che se oggi noi in Africa abbiamo numerosi conflitti, sia nella fascia saheliana, in particolare Niger, Mali, Burkina Faso, ma anche per esempio in Chad, in Sudan, Nord Sudan, Sud Sudan, Somalia, per non parlare del settore nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo, Nord-Sud Kivu, Ituri, e se c'è un conflitto nel nord del Mozambico è perché vi sono interessi da parte di potentati stranieri legati proprio allo sfruttamento di queste ricchezze del continente africano. E io qui cito sempre un grande economista francese, Frédéric Bastiat, che in un trattato sul libero scambio delle merci scrisse a metà dell'Ottocento dove non passano le merci, passano gli eserciti, il che significa in positivo che i mercati regionali, quindi il libero scambio di merci, di servizi all'interno di una determinata macro regione, rappresenta un deterrente contro la conflittualità, contro le guerre. Ma è anche vero, di converso, che le guerre si combattono innanzitutto e soprattutto per motivi economici. E guardate che questo non è un discorso che vale solo per il continente africano. Se prendiamo la crisi ucraina, è evidente che il Donbass, tanto per citare la regione più contesa, la provincia più contesa, è chiaro che lì, come dire, ci sono commodity a non finire. Ci sono materiali, c'è uranio, ci sono minerali ricercatissimi, terre rare, e tutto questo chiaramente come dire, rappresenta paradossalmente questa ricchezza un fattore altamente destabilizzante. L'attuale congiuntura internazionale, questo vorrei sottolinearlo con forza, sta danneggiando l'Africa, perché chiaramente l'Africa si sente sempre più terra di conquista e molti governi africani devono decidere da che parte stare. Ora, diciamo che c'è una profonda delusione nei confronti dell'Europa, soprattutto di alcune potenze, ex potenze coloniali. Direi che il paese europeo che sta messo peggio è la Francia, che sta perdendo, direi, quasi totalmente quell'influenza che ha avuto in questi anni, soprattutto nell'Africa occidentale. I
Il problema è che stanno entrando nuovi player, in particolare i BRICS, e l'Africa sta pendendo sempre più dalla parte dei BRICS. Voi sapete che i BRICS sono un cartello di paesi emergenti. I paesi fondatori dei BRICS sono Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica. C'è anche un paese africano, il Sudafrica. Ma adesso a questo aggregato si sono associati proprio all'inizio di quest'anno, 2025, anche alcuni paesi africani, oltre al Sudafrica, l'Etiopia e l'Egitto. Ma ce ne sono altri africani che vogliono condividere la stessa sorte, in particolare la Nigeria e l'Uganda, ma anche il Senegal. Questo per quale motivo? È evidente che quando noi parliamo dei BRICS, noi parliamo di un universo che a mio avviso è stato fortemente sottovalutato dai paesi occidentali. È stato sottovalutato fondamentalmente perché si è sempre pensato che le divisioni interne a questi paesi rappresentassero un ostacolo alla loro capacità di saper far sistema, quindi politica insieme. La verità è che stanno dimostrando di farcela, non solo perché hanno lavorato molto su una banca condivisa comune per promuovere lo sviluppo, ma perché stanno guadagnando consensi, stanno guadagnando mercati. In altre parole, l'Africa oggi, alla prova dei fatti, sta guardando sempre di più ad Oriente. Ma questo anche perché alcuni di questi paesi, BRICS, hanno investito molto in questi anni, in primis l'impero del drago, la Cina. E guardate che la Cina sta andando ben al di là di quello che si pensa, soprattutto si scrive in Europa. Perché dico questo? Dico questo perché la Cina ha deciso di trasferire parte del proprio comparto industriale in Africa. Voi sapete che la forza dell'Africa, e voglio dire il nord-est italiano, i paesi del cosiddetto, le regioni, il Triveneto come regione, queste cose le sa molto bene. Ci sono stati molti imprenditori italiani quali in questi anni sono andati ad investire in Cina. E perché andavano a investire in Cina? Andavano a investire in Cina perché la manodopera costava poco, dunque era conveniente per esempio produrre le scarpe nel cosiddetto impero del drago. Ora il problema qual è? Che l'attuale congiuntura internazionale ha fatto sì che il prodotto interno lordo cinese non si potesse più reggere solamente o comunque in gran parte solo sulle esportazioni. Si sono resi conto che a seguito della situazione di recessione che in una maniera o nell'altra ha contaminato le economie a livello globale, a questo punto conveniva aumentare gli stipendi. Perché aumentare gli stipendi? Perché era necessario aumentare i consumi. E perché aumentare i consumi? Per aumentare il PIL interno. Il problema è che se tu aumenti i consumi devi aumentare gli stipendi e dunque rischi, per quanto concerne il comparto delle esportazioni, di non essere più competitivo come un tempo. E allora la Cina sta pensando di trasferire parte del proprio comparto industriale. Si dice addirittura che entro il 2050 un terzo del comparto industriale cinese sarà in Africa. Questo concretamente che cosa significa? Significa che gli africani hanno capito che dovevano cogliere la palla al balzo. E sì, perché il 1° gennaio 2021, vorrei ricordarlo, è nato l'AFTA, che sarebbe il libero mercato africano. Di che cosa si tratta? Si tratta di un mercato comune a livello continentale. Ora il problema è che per la libera circolazione di beni e persone, di merci, è necessario avere un comparto industriale. Ora l'Africa da questo punto di vista in questi ultimi anni ha registrato in alcuni paesi una crescita importante, però a livello continentale l'Africa continua a rappresentare, per quanto concerne il comparto industriale, il fanalino di coda rispetto agli altri continenti.
Gli investimenti dei cinesi nel comparto industriale aiuteranno fortemente il mercato africano, perché l'Africa ha bisogno di industria, ha bisogno di stabilimenti. I cinesi questo l'hanno capito e stanno investendo. Gli europei, a mio avviso, invece non solo stanno investendo poco, ma stanno prendendo lucciole per lanterne e si illudono, a mio avviso, nonostante i vertici. L'Europa cerca sempre di essere presente ai vertici dell'Unione Africana, l'Europa tiene sempre una finestra aperta sulle Afriche, però a mio avviso i governi europei non hanno capito che bisogna cambiare registro e bisogna soprattutto andare al di là di una logica coloniale che purtroppo, inutile nasconderselo, pesa come una spada di Damocle nelle relazioni tra Europa e Africa. Sì, perché soprattutto a seguito, direi soprattutto in considerazione di quella che è stata l'epopea delle indipendenze, sto parlando degli anni 60, i paesi europei, soprattutto le ex colonie europee, si erano illusi che quei paesi in cui loro avevano governato come colonizzatori potessero in una maniera o nell'altra rimanere legati a quella che un tempo era la madrepatria. E i francesi, devo dire, più di altri, ma anche lo stesso Regno Unito. Ora la verità è che invece le cose non stanno assolutamente così. L'Europa, a mio avviso, non è stata in grado di intercettare una domanda che veniva dai paesi africani, soprattutto in termini di scambi. Vi porto un esempio molto concreto. L'Europa ha approvato gli EPA, Economic Partnership Agreements, che in sostanza hanno sostituito quella che era la cooperazione tra la Comunità Economica Europea e i paesi africani, le ex colonie dei paesi occidentali, molti dei quali africani. Ora il problema qual è? È che gli EPA impongono di giocare la partita, in inglese si dice un equal ground. E sì, perché mentre la vecchia cooperazione, quella dei cosiddetti trattati ACP-CE, penso al trattato di Lomé 1, Lomé 2, Cotonou e via discorrendo, prevedevano che comunque da parte dell'Europa ci fosse un occhio di riguardo nei confronti delle merci che provenivano dall'Africa, il che significava che il livello di tassazione rispetto a quelle merci era molto basso, mentre i paesi africani erano liberi di imporre delle tasse in ingresso a livello doganale, anche salate, e questo proprio per aiutare l'economia nazionale, soprattutto le casse di ogni singolo Stato africano. Oggi invece si è deciso di giocare la partita on equal ground, il che significa sostanzialmente che l'Europa ha chiesto ai paesi africani di entrare nella logica a pieno titolo del libero mercato. Il problema è che i paesi africani non sono in grado di sostenere questa competizione, e perché voi possiate rendervi conto di quello che questo concretamente significa, voglio raccontarvi un aneddoto. Dovete tenere presente che nel 2015, quando andai con Papa Francesco in Africa, un viaggio molto bello in 3 tappe: Kenya, Nairobi, Uganda, Kampala e poi si concluse a Bangui, in Centrafrica, con l'apertura della Porta Santa dell'anno della misericordia. Bene, arrivati a Nairobi, la prima cosa che feci fu andare a Westland, lì vicino, in uno dei quartieri non proprio periferici della capitale, abbastanza centrale, dove comunque c'è un mercato dove vendono prodotti di vario genere. E mentre passeggiavo tra le bancarelle mi sono reso conto che c'erano i pomodori San Marzano. Mi sono domandato che cosa ci fanno qui i pomodori San Marzano. Non ho visto in quell'occasione i pomodori, quelli tradizionali, pomi verdi, grandi, che venivano dalla Rift Valley, coltivati dai contadini Kikuyu. Quei pomi non li vedevo. Allora ho chiesto spiegazioni
e alla fine sono riuscito a trovare la risposta. È che al contadino kikuyu che coltiva per esempio a Naivasha i pomodori, quei pomodori è bene che lui li utilizzi solo per soddisfare il proprio fabbisogno familiare, ma a lui non conviene venire a Nairobi e vendere quella merce, perché quella merce è troppo costosa rispetto ai pomodori San Marzano che arrivano addirittura dall'Italia e che vengono coltivati sempre da africani, ma dalle parti di Villa Viterno, tanto per intenderci. Quindi contadini un primo, contadino l'altro. Il problema qual è? Che i pomodori San Marzano coltivati in Italia godono dei sussidi autorizzati, concessi dall'Unione Europea, e quindi essendo i nostri prodotti sostenuti dall'economia europea, dall'economia dei singoli stati, cosa succede? Che nel momento in cui vengono venduti in Africa, vengono venduti ad un prezzo inferiore rispetto a quelli prodotti localmente. È evidente che se vuoi far fuori l'economia africana, applica gli EPA alla lettera e vedrai che non ci saranno possibilità di riscatto. Ecco, l'Europa si è inventata gli EPA, quindi pensare di ricucire lo strappo tra Unione Europea e Africa, a mio avviso, non è cosa facile. Per carità, io quando sento iniziative a favore dell'Africa sono sempre contento, quindi quando ho sentito parlare del piano Martel, come dire, istintivamente ho espresso il mio plauso. Il problema di fondo è che però ci sono delle questioni sistemiche che vanno affrontate e vanno affrontate in sede internazionali, cioè l'Italia da sola non può pretendere di varare un piano Marshall per riscattare le sorti delle Afriche. Si possono fare degli investimenti per aiutare le imprese italiane a lavorare nel continente africano, ma questo non risolve il problema di fondo. Bisogna affrontare la questione del debito, della finanziarizzazione del debito, bisogna affrontare la questione delle regole del commercio, questo è fondamentale. Io mi rendo conto che sono stato un po' troppo lungo nell'esposizione, però vorrei aggiungere un'altra questione che per me è molto importante. È evidente che di fronte a questi problemi il continente africano, come dire, naviga in acque agitate. Sì, bisogna essere realisti. Io credo, qui non si tratta di essere afro-pessimisti o afro-ottimisti, qui non si tratta di essere terzomondisti ad oltranza o reazionari dall'alto. Dobbiamo essere realisti, con i piedi per terra. Allora, dobbiamo prendere atto che certamente l'attuale congiuntura è molto difficile, però a mio avviso il continente africano oggi ha le risorse per farcela. Ho già parlato, accennato alla questione dei giovani che rappresentano una straordinaria risorsa, ma c'è un altro aspetto molto importante, la società civile. Sì, nel continente africano in questi anni c'è stata una crescita, una maturazione della società civile che noi europei ci sogniamo. Associazioni, gruppi, movimenti, chiese cristiane in primis, tra cui anche la Chiesa Cattolica, che in prospettiva rappresentano il vivaio ideale di nuove classi dirigenti. Perché se è vero che in questi ultimi anni, per quanto concerne soprattutto in questi ultimi 2 o 3 anni, abbiamo registrato una regressione dei processi di democratizzazione in Africa, basti pensare alla Costa d'Avorio, dove per l'ennesima volta è stato rieletto Alassane Ouattara, per non parlare di Paul Biya, presidente del Camerun, che fa il presidente ormai da 30-40 anni, è un presidente in servizio permanente effettivo. E cosa dire della Tanzania, dove una presidentessa, dunque una donna, è riuscita a mettere in subbuglio l'intera nazione, essendo l'ispiratrice, attraverso il suo movimento politico, di una serie di iniziative che hanno falsato il voto elettorale, con il risultato che ci sono stati brogli a non finire e praticamente l'opposizione è stata quasi cancellata. Ed è proprio il governo di Dar es Salaam che sta aprendo le porte
alle petromonarchie. E se questa signora oggi in Tanzania si permette di fare il bello e il cattivo tempo, lo deve proprio grazie ai petrodollari. Ora voi capite, io sono il primo a dire che il nostro modello di governo occidentale non necessariamente deve essere emulato dai paesi africani, dai governi africani, anche perché è giusto che l'Africa sia in grado di definire e tracciare la propria rotta. Però certamente un certo autoritarismo, una tentazione, come dire, fortemente sovranista da parte di alcuni paesi, penso al Burkina Faso, penso al Mali, penso al Niger, ma solo per citarne alcuni. Intendiamoci, io sono il primo a dire che i paesi occidentali da quelle parti hanno fatto disastro, però ci vuole l'onestà intellettuale di promuovere sempre più una piattaforma partecipativa. E dunque quando, come dire, lo Stato di diritto viene messo un po' in discussione, una riflessione andrebbe fatta. Ma questo vale per molti paesi del continente africano, dove l'agenda dei diritti umani lascia molto a desiderare. Mi viene in mente un detto di Plinio il Vecchio, il quale, proprio parlando delle Afriche, a dire il vero lui parlava soprattutto della Libia, cioè dell'Africa del Nord, ma evidentemente era anche convinto che quella terra andasse ben al di là del deserto, perché Plinio il Vecchio è stato comunque un personaggio perspicace, in grado anche di andare un po' al di là di quella che era la percezione della realtà da parte dei suoi contemporanei. Egli scrisse: ex Africa semper aliquid novi, dall'Africa c'è sempre qualcosa di nuovo. Quindi non dobbiamo guardare alle Afriche come se fossero un buco nero, no, le Afriche hanno straordinarie potenzialità e ce la possono fare per affermare l'agognato riscatto. E qui mi viene in mente una pellicola, Africa Paradiso, che venne proiettata alcuni anni fa, nel 2005 come cortometraggio, se non vado errato nel 2007 come lungometraggio, al FESPACO, al Festival del Cinema Africano di Ouagadougou in Burkina Faso. E quella pellicola, Africa Paradiso, diceva fondamentalmente questo. È stata una pellicola, io ritengo, anche profetica per certi versi, perché ha affermato un mondo capovolto. In sostanza l'autore diceva che l'Europa era in crisi nera, c'era una recessione che investiva tutti i paesi occidentali, e l'euro e il dollaro erano diventati di carta straccia, le economie europee non erano più competitive e nel frattempo però, grazie anche agli investimenti che venivano dall'Oriente, erano nati gli Stati Uniti d'Africa, dell'Africa subsahariana, al di là del deserto del Sahara. E questi Stati Uniti d'Africa erano diventati una vera e propria superpotenza, per cui il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale si erano trasferiti a Nairobi, il Parlamento si era trasferito ad Abuja e tutte le grandi istituzioni, anche le Nazioni Unite, avevano i loro uffici, le loro residenze negli Stati Uniti d'Africa. Il problema qual è? Che nel frattempo si era innescato un fenomeno migratorio, cioè migranti bianchi dall'Europa spingevano verso il meridione, verso l'Africa, attraversavano il Mare Nostrum, o Mare Monstrum che dir si voglia, considerando, guardando all'attualità, che si è trasformato in un vero e proprio cimitero liquido, e tutta questa gente, questi bianchi, sbarcando in Libia, sbarcando in Algeria, tentavano poi da soli di fare la traversata del deserto e molti di loro venivano respinti, ma alcuni riuscivano a raggiungere la destinazione, riuscivano a raggiungere i paesi dell'Africa subsahariana, tra cui per esempio la Nigeria. E a quel punto si poneva il problema. Perché? Perché questi europei che spingevano verso il meridione dovevano essere accolti o respinti. E nel Parlamento africano si apre il dibattito, un confronto serrato tra falchi e colombe. E i falchi sostengono che gli uomini bianchi debbano essere respinti perché sono stati colonizzatori e non ci si può fidare di loro, e che sono peraltro stati anche gli autori del cosiddetto
cosiddetto neocolonialismo, quindi rispediti a casa loro. Mentre invece poi le colombe dicono dobbiamo stare attenti a non fare di tutte le erbe un fascio, a buttare il bambino con l'acqua sporca, e sì, perché noi abbiamo anche ricevuto, dicono, molto dagli uomini bianchi, dalla civiltà europea, dobbiamo stare con i piedi per terra. È vero che ci sono state situazioni di ingiustizia, di sfruttamento, però è giusto porsi in un atteggiamento diverso, più costruttivo nei confronti degli uomini bianchi. E qual è il messaggio finale di questa pellicola? Il messaggio finale è molto bello: il futuro dell'umanità, il futuro delle relazioni Europa-Africa è il meticciato, che significa l'incrocio tra il nero e il bianco. Io forse ho parlato troppo, chiedo scusa. Grazie. Grazie Padre Giulio, insomma ci ha, mi pare, dato tanti spunti e ci ha spiegato ciò che bolle in pentola appunto nelle Afriche e anche la complessità delle questioni. Io mi permetto di fare magari una domanda, un paio di domande, adesso vediamo e poi do la parola a voi. Ecco, la prima domanda che mi viene da fare è se ci puoi fare qualche esempio di questa parte più positiva e di speranza, cioè se questa parte della società civile che cresce, dei giovani che partecipano, che creano cose nuove, se vedi già alcune di queste cose nuove che cominciano a prendere forma, ci sono già delle realizzazioni, delle associazioni, degli esempi concreti che ci dicono ecco, quella è la strada, quello è in qualche modo l'Africa che sta prendendo forma, o le Afriche che stanno prendendo forma. Allora, partiamo dalle aree di crisi. In tutti questi anni, se in un paese come la Sierra Leone, in un paese come il Sud Sudan, si è affermato un agognato riscatto, questo è stato possibile grazie alla società civile, è stato possibile grazie alle chiese cristiane e anche al contributo della componente islamica. Ora è vero, è il caso di dirlo, per quanto concerne la Sierra Leone il processo di pacificazione avviato intorno al 2000, anche se con lentezza, perché anche in Sierra Leone le contraddizioni permangono, però comunque in Sierra Leone non è più esplosa la guerra civile. E devo dire, il mondo missionario anche ha dato un contributo molto importante, ma anche coinvolgendo soprattutto la società civile, associazioni, gruppi, movimenti. Ci sono state associazioni interreligiose di cui hanno fatto parte cattolici, protestanti, musulmani, che hanno promosso il dialogo tra le parti, tra il governo di Freetown e i ribelli del Fronte Unito Rivoluzionario. Questo per quanto riguarda la Sierra Leone. In Sudan le cose erano andate bene, devo dire la società civile aveva fatto passi verticali, ha giocato un ruolo molto molto importante quando a seguito della consultazione referendaria del 2011 il Sud Sudan ha ottenuto l'indipendenza. Purtroppo però poi è esplosa nuovamente la guerra. Ma se in Sudan, o in Sud Sudan, ci sono fermenti di speranza e nonostante permangano le divisioni tra i vari gruppi etnici, è perché ci sono associazioni, gruppi, movimenti delle chiese cristiane e non solo, che si impegnano nella promozione della riconciliazione. La società civile è anche presente per quanto riguarda il comparto sindacale. È interessante, in Africa in questi ultimi anni, a partire dal Sudafrica, il movimento sindacale è cresciuto e questo non solo in Sudafrica. Recentemente c'è stato un congresso del movimento sindacale africano a Dar es Salaam in Tanzania e
E lì si è visto la necessità che i legislatori nei vari paesi africani tutelino maggiormente i diritti dei lavoratori. È evidente che in tutti questi anni l'attività predatoria che è stata portata avanti, soprattutto per quanto concerne il settore minerario, ha fortemente penalizzato le popolazioni autoctone. Ci sono state situazioni, per usare il linguaggio dell'Antico Testamento, come dire, gridano vendetta al cospetto di Dio, minatori sfruttati a non finire, i quali hanno lavorato e continuano a lavorare in situazioni penose per compagnie straniere, e questo genere di sfruttamento chiaramente viene consentito, viene paradossalmente legittimato da alcuni governi. Ora, il fatto che nascano dei movimenti sindacali, questo addirittura in un paese come la Repubblica Democratica del Congo, ma anche in Tanzania, anche in Kenya, quelli che nel gergo anglosassone si chiamano trade unions, stanno gradualmente avendo un certo impatto sulla politica africana in senso lato, ma anche sull'opinione pubblica. Perché il tema qual è? È che purtroppo, per una serie di ragioni e di circostanze, proprio per la mancanza di lavoro, per l'alto tasso di disoccupazione, quando viene qualcuno da fuori, quando viene un imprenditore dall'estero e ti offre un lavoro, come fai a farti indietro? Anche se poi quel lavoro che viene svolto nelle miniere è sottopagato. E quindi esempi io ne potrei portare tantissimi. Penso alla Repubblica Democratica del Congo, al Nord Kivu, dove ci sono le miniere di rutilio. Il rutilio in francese si chiama coltan, è una lega naturale di columbio e tantalo. Il columbio, detto niobio, insieme al titanio è il miglior superconduttore al mondo. Inoltre viene utilizzato da solo per assemblare i satelliti. Voi potete immaginare il valore del columbio una volta che viene estratto. Siamo arrivati addirittura a $17 al grammo, che significa più del platino, ma non è solo questo. Nel coltan, nel rutilio, c'è anche il tantalio. Il tantalio viene utilizzato in sostituzione dell'uranio impoverito nella tecnologia militare, ma il tantalio viene soprattutto utilizzato per realizzare tutta la componentistica interna dei nostri gadget, non solo in televiaria, ma anche i computer, la centralina elettronica della nostra macchina e tante altre lavorerie. Ora, io ho visto con i miei occhi i ragazzi scavare in queste miniere a cielo aperto di rutilio. E quanto gli danno al giorno? 80 centesimi di euro. Quindi smettiamola di dire che l'Africa è povera, diciamo piuttosto che l'Africa è impoverita, e lo sfruttamento del lavoro dei minori è inaccettabile. Ora, io vi ho portato l'esempio del rutilio, sempre nella Repubblica Democratica del Congo, nell'ex Zaire, lo stesso fenomeno si riscontra sul versante delle miniere di cobalto. Voi sapete che la Repubblica Democratica del Congo è il leader nella produzione di cobalto. Voi sapete che c'è tutta l'industria, il comparto della macchina elettrica, che guarda con grande interesse a questo paese africano, a questo gigante africano. Ecco, la società civile piano piano si sta mobilitando anche su questo versante. E poi ci sono nuove aggregazioni politiche che stanno nascendo dal basso, che potrebbero in prospettiva segnare l'agognato cambiamento. Questo per esempio l'abbiamo registrato, l'abbiamo visto, toccato con mano in Uganda. Il problema è che finché nella stanza dei bottoni ci sarà un presidente ingombrante come Yoweri Museveni, che fa il presidente da gennaio del 1986, ricordo molto bene la data perché io ero lì a Kampala quando questo signore prese il potere. Beh, cosa dire, è in servizio permanente effettivo da ormai quasi 40 anni. E questo è inaccettabile. Ora la società civile in Uganda, sia nel nord Uganda, quindi nella fascia di nord,
come anche nella zona meridionale, quindi in Bantu, la società civile si rende conto che non si può andare avanti così. Chiaramente, se l'esercito continua a stare dalla parte del Presidente o della famiglia del Presidente, è chiaro che questo chiaramente non renderà facile l'alternanza. Però voi capite, il fatto che sia un continente giovane e che i giovani oggi, anche e soprattutto attraverso le nuove tecnologie, internet, io quando sono arrivato in Africa nel lontano 1983, 82, 83, considerate non esistevano i cellulari, ma le linee telefoniche erano fatiscenti. Io ricordo che sono riuscito a comunicare con i miei genitori quando arrivai a Kampala telefonando dall'ufficio postale di Kampala, perché il telefono a casa degli incomboniani a Kampala non funzionava, era stata fatta saltare la centralina telefonica. Quando sono partito nell'86 le cose non stavano meglio. Nell'86 riuscii a comunicare con i miei genitori sempre dall'ufficio postale di Kampala. Poi c'è stato l'avvento dei telefonini e i telefonini hanno consentito all'Africa di fare dei passi da gigante anche per quanto concerne la trasmissione del denaro attraverso proprio i cellulari e attraverso i cellulari oggi in Africa si accede a molti servizi. Ci sono stati grossi investimenti su questo versante, soprattutto da parte del Sudafrica, e la società civile ha approfittato di queste nuove tecnologie per offrire servizi di vario genere, soprattutto ai ceti meno abbienti. Io non so se ho risposto alla domanda. Grazie. Sicuramente. Io direi che potremmo appunto vedere se tra di voi ci sono delle domande. Io penso sicuramente di sì, e so che siete sempre una platea attenta. Buonasera, padre Giulio. Buonasera. E volevo qualche novità su qualcosa di specifico che ha parlato ultimamente. Io ho fatto parte del gruppo di osservatori delle elezioni del 2006 che dei Beati Costruttori di Pace ha organizzato in quell'occasione, e sono stato a coordinare la parte del Nord Kivu a Goma, portando fra l'altro anche la lettera dell'allora sindaco Cacciari all'allora sindaco di Goma. Volevo sapere soltanto se io tornassi dopo 19 anni a Goma, che situazione troverei rispetto a quella del 2006, appunto. C'erano stati dei progressi, indubbiamente. Poi purtroppo la situazione è precipitata. Dobbiamo dire che il governo centrale, quello di Kinshasa, in tutti questi anni ha lasciato molto a desiderare. C'erano stati dei segni di progresso, di cambiamento, almeno in alcune parti, in alcune zone, ma devo dire con l'ingresso di M23 e con la sporulazione, perché di questo si tratta, di bande armate di vario genere, c'è di tutto, ci sono l'FDL, c'è i Mai Mai, formazioni, bande di sbandati. La verità è che c'è una galassia oggi nel Nord Kivu, ma anche nell'Ituri, di queste organizzazioni che poi alla prova dei fatti non sono terroristi, criminali, che seminano morte e distruzione prendendosela soprattutto con la popolazione civile, che è quella che paga il più alto prezzo. In Italia si è parlato del Nord Kivu quando venne ucciso il nostro ambasciatore insieme al carabiniere che gli garantiva la scorta. Ricordo che in Italia quel fatto
ebbe una notevole risonanza. Dopodiché noi del Nord Kivu non abbiamo più sentito nulla dell'Ituri, e credetemi, la mattanza è quotidiana, cioè non passa giorno che non ci siano 2, 3, 5, 10, 15 morti, villaggi rasi al suolo, uccisioni di massa. In particolare noi abbiamo una diocesi, quella di Butembo Beni, che è guidata da un vecchio vescovo, Monsignor Siculi, il quale chiaramente lui diciamo ce la mette tutta nell'infondere la speranza della popolazione, e gode del plauso del mondo missionario, dei religiosi presenti nella sua diocesi, però spesso è in una condizione, in uno stato d'animo di impotenza nei confronti di questa umanità dolente che, come dire, viene immolata sull'altare dell'egoismo umano. Ed è evidente che tutto quello che sta avvenendo da quelle parti ha a che fare con lo sfruttamento illecito delle commodity. Considerate che molti di questi gruppi ribelli, soprattutto quelli maggiormente organizzati, le Allied Democratic Forces che vengono dall'Uganda o lo stesso movimento filo-ruandese M23, questi occupano le zone, dopodiché una volta che le hanno occupate non consentono alla popolazione autoctona di rimanere, e poco dopo, chissà perché, arrivano le compagnie minerarie e sbarcano gli interessi stranieri. Proprio in riferimento alla Repubblica Democratica del Congo vorrei ricordare le parole di Papa Francesco quando alla fine, l'ultimo giorno del mese di gennaio del 2023, arrivò all'aeroporto di Kinshasa e subito dopo fece visita di cortesia al presidente Tshisekedi, che allora era uscente perché ci sarebbero state le nuove elezioni a breve, e come sapete lui poi è stato rieletto. Ebbene, il Papa, incontrando Tshisekedi, Papa Francesco disse queste testuali parole: giù le mani dall'Africa, e il riferimento era soprattutto agli interessi stranieri. È chiaro che tutto questo è possibile se ci sono delle connivenze locali, complicità locali, però attenzione, gli interessi stranieri sono molto molto consistenti, persistenti e in crescita. Diciamo che mentre durante la guerra fredda l'Africa era fondamentalmente divisa in due, da una parte c'erano i paesi filo-occidentali, dall'altra c'erano quelli sotto l'influenza dell'ex Unione Sovietica, oggi noi in Africa assistiamo ad una vera e propria parcellizzazione degli interessi. All'interno degli stessi paesi ci sono aree di influenza di questo o quel paese, ci sono aree di influenza cinesi, americani, belgi, indiane, giapponesi, c'è di tutto, addirittura brasiliani, e questo naturalmente a svantaggio delle Afriche, perché poi alla fine non viene assolutamente riconosciuto il principio dell'equità. Io non so se ho risposto alla sua domanda. Grazie. Io vorrei sapere a livello di agricolo se può dirci qualcosa, che lì ci sono terre sconfinate immaginabili, c'è anche ovviamente la siccità, questo lo sappiamo bene ormai, che anche quella è una piaga internazionale, cioè vissuta così ormai con una certa noncuranza purtroppo, e se ci sono stati degli interventi utili anche. Nel comparto agricolo ci sono stati notevoli investimenti, questo va riconosciuto, anche perché il continente africano, non dimentichiamo che è il primo continente al mondo come superficie coltivabile. Questo nonostante ci sia il continente, nonostante ci sia il continente, il deserto del Sahara. Il deserto del Sahara che si potrebbe far arretrare se fossero portate avanti politiche intelligenti come quelle del colonnello Gheddafi, sì, perché noi europei abbiamo fatto fuori Gheddafi 448, no? Con molta supponenza, ingerendo peraltro negli affari interni di un paese, sì, perché questo va detto,
Noi stigmatizziamo Putin perché è intervenuto in Ucraina, curiosamente non diciamo niente di Monsieur Sarkozy o di Cameron, che con la benedizione di Obama sono intervenuti militarmente in Libia e hanno di fatto determinato la destituzione di un leader come Gheddafi, che devo dire aveva trasformato quel paese. Io sono stato in Libia, nessuno moriva di fame. Oggi la Libia è un paese sconquassato dove ci sono violenze di vario genere in molti settori del paese, e soprattutto è un paese dove il jihadismo ha creato non pochi problemi in questi ultimi anni. Perché dico questo? Perché Gheddafi stava realizzando un progetto straordinario per la riduzione del deserto. Lui voleva trasformare il deserto in un giardino e aveva le sue buone ragioni. Perché? Perché sotto il Sahara c'è un enorme lago, c'è una quantità smisurata di acqua e quell'acqua, se tirata fuori, potrebbe innescare il cambiamento e potrebbe svolgere un ruolo molto importante anche per contrastare il cosiddetto global warming. È stato fatto di tutto per distruggere tutti i progetti di canalizzazione, tutto quello che era stato già realizzato al tempo di Gheddafi. Questi sono peccati mortali. Ci sono stati investimenti nel settore agricolo, soprattutto nell'Africa occidentale, per esempio uno dei paesi dove la politica green, ma nel vero senso della parola, per garantire quello straordinario patrimonio che è rappresentato dalle foreste equatoriali, uno dei paesi che si è distinto è stato sicuramente il Gabon, ma ce ne sono anche tanti altri. Rimane il fatto che il global warming è un problema e devo dire che il global warming, voi sapete, il surriscaldamento è causato, cioè qui bisogna andare al di là, purtroppo come al solito ci si divide tra guelfi e ghibellini, quindi ci sono quelli che dicono no, il global warming non esiste, è un fenomeno naturale, e poi quelli che dicono no, in effetti il buco nell'ozono c'è, la produzione del gas serra è costante e nociva. E io sono convinto che questo sia un fenomeno di cui il primo responsabile è l'uomo. Voi considerate che l'Africa, per quanto concerne la produzione di gas serra, rappresenta il 4% rispetto a quella che è la produzione di gas serra da parte degli altri continenti. Quindi l'Africa non c'entra niente. Il problema è che ne fa pagare le spese. Quindi il grosso dei cambiamenti climatici, più violenti, sono quelli che paradossalmente interessano proprio questo continente. Ci sono questi fenomeni ciclonici, soprattutto quello che disturba di più è l'alternanza virulenta. O ci sono piogge veri e propri diluvi universali. Io stesso l'anno scorso sono stato testimone di piogge intense che per almeno 3 mesi hanno paralizzato l'Africa orientale, dal Kenya alla Tanzania, passando per l'Uganda fino alla Repubblica Democratica del Congo. Ma si passa da fasi in cui la piovosità è rilevante a fasi di estrema siccità. Chiaramente tutto questo non aiuta. Un paese che oggi, a mio avviso, è colpito gravemente dal global warming è la Somalia. Nel settore agricolo c'è stato un grosso sforzo, un grosso impegno da parte di alcuni governi a favore degli OGM, degli organismi geneticamente modificati. Ora, voi sapete che anche questo è un tema dibattuto, ci si divide tra guelfi e ghibellini. C'è chi dice che gli OGM non sono un problema, c'è chi dice che invece sono un problema. Credo che in questo caso il principio di precauzionalità sia legittimo.
ma credo che il vero problema degli OGM per l'Africa sia un altro, è il diritto di proprietà, cioè la mercificazione del cibo. Perché il problema di fondo qual è? Che si coltivano, arrivano queste sementi OGM che vengono a volte distribuite addirittura dalle agenzie umanitarie. Tu pianti questi semi crescono e tu hai il primo raccolto. Può esserci un secondo raccolto, dopodiché le piante sono sterili, cioè a quel punto tu devi acquistare altri semi. E questa è la mercificazione del cibo, questa è la mercificazione delle derrate alimentari. È evidente che in questa maniera, in questo modo non permetteremo mai ai paesi africani di essere self-reliant, cioè autosufficienti. Ci sarà sempre dipendenza. La logica degli OGM è quella di rispondere agli interessi dei mercati delle multinazionali. Questo è un dato di fatto. Non sono assolutamente dalla parte dei consumers, ecco, per usare il gergo anglosassone. Ora, non vorrei darvi l'impressione di essere uno artista, perché mio padre faceva il farmacologo e mi spiegò chiaramente che l'insulina è un OGM, quindi qui non dobbiamo mettere i bastoni tra le ruote a chi fa ricerca, però ci vuole molta prudenza, perché sono stati versati fiumi di inchiostro in questi anni, tutti i materiali raccolti in una letteratura proprio specifica su questo tema. Ci sono molte testimonianze che vengono da diversi paesi del sud del mondo che testimoniano gli effetti negativi di questi organismi geneticamente modificati. Mi vedo stanchi, poi stare seduti da un personaggio che parla sullo schermo non deve essere proprio il massimo. Chiamo Ahmad Hassan, io vengo dalla Nigeria e vorrei capire se lei ha detto l'Africa è un continente che ha più giovani, cioè perché fino al giorno di oggi noi continuiamo a avere tipo la gente in governo che sono più di circa 87, quasi 90 anni in potere, che questi qua non sono incapaci secondo me. Allora, alle ultime elezioni i giovani hanno avviato un vero e proprio schieramento, hanno avuto un pensiero politico e sono scesi in piazza. Purtroppo le elezioni sono state vinte, come al solito, da quelli che sono i tradizionali partiti di governo. Io devo dire che in questi anni ho incontrato diversi presidenti africani, da Abdul Salami Abubakar in Nigeria, che è stato l'ultimo presidente golpista. Ho avuto modo di intervistare lungamente Olusegun Obasanjo, Omar Yar'Adua, Goodluck Jonathan, e quello che lei dice, il quesito così come posto, in effetti è ben posto, perché uno si domanda, no? Se ci sono così tanti giovani, perché queste classi dirigenti continuano a rispondere al diktat dell'interesse? Ci sono gli interessi economici, inutile nasconderselo. La Nigeria è il paese in cui la forbice è spalancata, cioè c'è una ricchezza concentrata nelle mani di manipolo di nababbi e le masse impoverite. È chiaro che c'è grande insoddisfazione. Quello che io oggi ho spiegato a pagina 3 di Avvenire era proprio questo, perché tutti dicono c'è la guerra contro i cristiani. No, per favore, non diciamo queste cose. Diciamo piuttosto che il fenomeno del jihadismo è presente non solo in Nigeria oltretutto, ma ricordiamo che quel tipo di jihadismo tende a soppiantare, a spazzare via chiunque si opponga al loro delirio di onnipotenza. E la riprova sta nel fatto che in un paese come la Nigeria, Boko Haram, tanto per fare qualche nome, ha ucciso più musulmani che cristiani in questi anni. Però il problema è che il grosso dei sequestri, il grosso delle violenze viene perpetrato da bande armate perché la gente fa fatica a sbarcare il lunario, perché c'è disoccupazione, perché c'è grande insoddisfazione e perché il governo centrale non è riuscito in tutti questi anni a, come dire,
sconfiggere, direi, il vero male di questo gigante dell'Africa, un gigante di 230 milioni di abitanti con la bellezza di quasi 200 gruppi etnici. La Nigeria potrebbe essere un paradiso terrestre e credetemi, è un paese in cui ci sono gruppi etnici molto diversi tra loro. Un conto sono i Fulani, gli Hausa, un conto sono gli Igbo, gli Yoruba, più a meridione. Però c'è un però che va detto, pronunciato. Quando diciamo che la Nigeria è un paese corrotto, dobbiamo stare attenti, perché questa accusa viene mossa solitamente nei confronti di tutti i paesi africani. L'Africa è il fanalino di coda, gli africani sembrano essere i primi a sostenere, promuovere e diffondere la corruzione. E io sono qui a dirvi che non è vero, assolutamente. Questa è una delle menzogne che circolano. La Nigeria non è il paese più corrotto al mondo, come non lo è per esempio il Kenya o la Tanzania o il Sudafrica. E vi spiego perché. Perché la corruzione è un'operazione di business. Che significa? Che da una parte c'è la domanda e dall'altra c'è l'offerta. Da una parte c'è il corrotto, che sarebbe il presidente padrone di turno, e dall'altra c'è il corruttore, sono le multinazionali, le aziende straniere, i grandi player internazionali. Ora, se noi mettiamo su due piatti della bilancia, da una parte i denari dei corrotti e dall'altra i denari che finiscono nelle tasche dei corruttori, scopriremo che pesano molto ma molto di più i denari dei corruttori, dunque delle imprese straniere, delle aziende. Allora scopriremo che i paesi più corrotti al mondo, volendo ragionare in termini di nazionalità, sono Europa, Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Svizzera. In molti casi proprio quei paesi che vorrebbero esportare la democrazia sono i più corrotti al mondo, e questo si evince anche da un fenomeno di cui io parlo nel saggio, che è quello dei flussi finanziari illeciti. Voi pensate che l'Africa, per questi flussi di denaro illeciti, flussi finanziari illeciti, perde dal 2000 una media di 90 miliardi l'anno. Se io provassi a fare una somma di tutto questo denaro che è stato travasato fuori dal continente africano, potrei arrivare a questa conclusione, che il continente africano non è debitore ma è creditore. E il problema è che sebbene i flussi finanziari illeciti siano stati riconosciuti dall'UNCTAD, l'UNCTAD è un'agenzia delle Nazioni Unite che tra i tanti compiti fa il monitoraggio sui flussi di denaro, di investimenti tra un paese e l'altro, tra un continente e l'altro. Ebbene, proprio l'UNCTAD ha certificato questa cifra, quella dei 90 miliardi di dollari l'anno, travasati fuori. È tutto denaro che fuoriesce dal continente africano. Buonasera, vorrei fare una domanda, mi scusi in anticipo se non sarò chiaro, però volevo un attimo per me fare una critica al mondo occidentale, in quello in cui viviamo. Più che altro c'è una rivalsa dal punto di vista dell'Africa, non solo da un punto, secondo me, da un punto di vista economico, ma anche culturale, perché alla fine noi abbiamo imposto la nostra visione del mondo occidentale all'Africa. E ritornando ad esempio al fatto dei Boko Haram, che tra virgolette sì, si può dire che è un gruppo islamista, però secondo me non è un vero e proprio gruppo jihadista, perché era all'inizio una forma identitaria del luogo, perché in lingua sì, significa, vabbè, però significava, non mi dica che non era un movimento, è un movimento terrorista. Sì, no, quello non c'è ombra di dubbio, però era, però è vero, era nato nell'ambito di una confraternita islamica, perché ha seguito un po' tutte le vicende nello stato del Borno, Maiduguri e dintorni, e mi sono abbastanza documentato. È vero quello che lei dice, verissimo il fatto che c'è stata una vera e propria azione
invasiva nei confronti, per esempio, delle lingue africane, ma delle culture afro in generale, e c'è stata un'omologazione, come dire, un'occidentalizzazione da parte soprattutto dell'Europa di quello che è il pensiero afro. Questo lei ha perfettamente ragione. Non, voglio dire, tra gli africanisti è una cosa risaputa. Probabilmente in Europa e in Italia non c'è ancora coscienza. Sì, questa coscienza, questa visione, tra virgolette, pure culturale. E ad esempio, quando io ho fatto quei pochi viaggi che ho fatto in Africa, ho visto una forte contrapposizione verso, ad esempio, lei prima ha parlato della Repubblica Centrafricana, io ci sono stato e quando sono andato in capitale a Bangui ho visto questa forma di sentimento antifrancese dove le persone giravano con le bandiere russe. Certo, il problema è proprio questo, cioè la Francia ha commesso errori madornali, imperdonabili. Quindi il risentimento antifrancese è più che legittimo, ci mancherebbe. Bisogna stare attenti, perché si rischia di cadere dalla padella alla brace, perché il fatto che, per esempio, la Repubblica Centrafricana, ma non solo la Repubblica Centrafricana, il Mali, il Niger, il Burkina Faso abbiano aperto le porte ai russi, prima la Wagner, che adesso ha cambiato nome, è stata nazionalizzata completamente, si chiama Africa Corps. Comunque, il fatto che abbiano deciso di aprire le porte ai mercenari russi, questo non è il modo di risolvere il problema, e la conferma viene dalla cronaca, perché è stato dimostrato che i russi, per voler contrastare i movimenti, per cercare di contrastare i gruppi jihadisti, le cellule jihadiste, in questi anni hanno ammazzato più civili che jihadisti, e i numeri, le cifre parlano chiaro. E la riprova è che addirittura questi mercenari non sono stati più in grado di contenere l'avanzata jihadista. La riprova sta nel fatto che qualche giorno fa la capitale del Mali, Bamako, stava rischiando di essere conquistata dalle formazioni jihadiste, alcune che si rifanno al marchio di Al-Qaeda, altre che si richiamano al marchio dell'ISIS, ma si tratta comunque di formazioni jihadiste. Dietro ci sono gli interessi salafiti. Questi stavano per entrare a Bamako e non è detto che non ci riescano, non è da escludere che non ci riescano, ci potrebbero riuscire come? E i russi si sono rivelati davvero incapaci. E dico di più, il motivo per cui i russi hanno deciso di colonizzare alcuni paesi africani è perché stanno facendo esattamente quello che hanno fatto i paesi occidentali. Stanno in Sudan, stanno in Centrafrica per l'oro, diamanti e quant'altro. Soprattutto l'oro, il grande interesse che loro hanno nella fascia saheliana è legato al business dell'oro, il business aurifero. C'è addirittura un ponte aereo che collega l'Africa occidentale ai mercati di Dubai, Abu Dhabi, e da lì poi l'oro finisce per esempio in Russia, ma non necessariamente in Russia, può essere anche venduto negli Emirati Arabi e quella valuta pregiata viene poi riversata in Russia. Cioè i russi non stanno facendo assolutamente beneficenza, assolutamente, come i cinesi non stanno facendo beneficenza. A me viene da ridere perché c'era un virgolettato clintoniano, di clintoniana memoria, che fece Scarpone nel 2000, trade not aid. Sì, Clinton diceva bisogna fare il mercato con gli africani, basta con gli aiuti. E beh, devo dire che i cinesi, i russi, anche gli altri player internazionali hanno imparato da Clinton e hanno applicato questo teorema alla loro azione invasiva nei confronti dell'Africa. Il problema di fondo è che l'Africa ha bisogno di essere aiutata, non per dubbio, ha bisogno di essere sostenuta, ma in modo intelligente, costruttivo, non invasivo. E purtroppo il fenomeno della globalizzazione e soprattutto l'attuale crisi mondiale, perché si tratta di una crisi mondiale,
il fatto che ci sia questo confronto tra gli imperi sono prevalentemente tre, Stati Uniti, Russia e Cina, questo confronto tra gli imperi rischia di combattersi sulla pelle di chi non c'entra assolutamente niente. C'è un proverbio africano che dice che quando due elefanti combattono, a soffrire è il prato, è l'erba che viene calpestata. Io non vorrei che questo succedesse in Africa. Il fatto che Mr. Trump abbia fortemente condizionato il processo di pacificazione nella Repubblica Democratica del Congo, sul versante orientale intendo, Trump l'ha condizionata imponendo un accordo che certamente non era condiviso dalla società civile in quei termini. La verità è che il presidente congolese Tshisekedi ha abbassato la testa. È chiaro che quando l'ingerenza di un paese come gli Stati Uniti d'America è così invasiva, non c'è da aspettarsi molto guardando al futuro. Questo non riguarda solo quella che sarà la contrapposizione sicura, certa, tra Cina e Stati Uniti nella Repubblica Democratica del Congo e non solo, ma anche più a sud, dove c'è il famoso corridoio di Lobito, e anche lì la contrapposizione tra gli interessi cinesi e quelli occidentali sarà stridente, ed è una contrapposizione che potrebbe generare focolai di conflittualità, anche generare guerre per procura. Mi auguro ardentemente che ciò non avvenga comunque. Padre Manese, buonasera. Accende il microfono. Si sente? No, tu hai spento il microfono. Padre Manese, buonasera, mi sente? Sì. Una domanda rapida, non so quanto rapida possa essere la sua risposta. Volevo chiederle un'opinione sul ruolo, in questo contesto che lei ci ha raccontato questa sera, della cosiddetta cooperazione allo sviluppo e il ruolo della Chiesa anche. Allora, io ho sempre sostenuto il ruolo della cooperazione allo sviluppo. Certo, con i governi che ci ritroviamo oggi in Europa, incluso il nostro, non c'è molto da aspettarsi, perché la cooperazione da parte dei grandi player internazionali risponde a delle logiche e delle dinamiche molto mercantili. Io credo che quindi la cooperazione allo sviluppo sia importante, possa svolgere un ruolo prioritario, come è stato già dimostrato in passato, però le nostre classi dirigenti non mi pare che questo ce l'abbiano molto chiaro. Credo che comunque laddove si creano spazi di intervento bisogna andare avanti a testa alta. Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che fanno le nostre ONG in Africa. Io devo dirvi certe espressioni davvero spregevoli da parte di esponenti della politica italiana sono inaccettabili. Noi dobbiamo essere orgogliosi delle ONG italiane perché insieme al mondo missionario rappresentano un po' il fiore all'occhiello, il valore aggiunto della società civile italiana. Se devo essere sincero, e come dire, bisogna essere anche capaci di fare un po' di autocritica, io vedo un po' di autoreferenzialità sia nel mondo missionario come tra le ONG. Dovremmo imparare a fare sistema e dovremmo imparare a camminare insieme. Noi siamo un paese in cui abbiamo ONG di media e piccola stazza, di medio e piccolo cabotaggio, e questo non va assolutamente bene. Ci sono altri paesi dove invece le ONG si sono confederate, federate. Oxfam è una federazione di ONG, tanto per portare un esempio.
intervento direi prioritario è l'ambito della salute e soprattutto dell'educazione. Bisogna investire di più sulle persone, cercando di andare al di là di una logica un po' paternalistica all'insegna della carità pelosa. Noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che ha fatto il mondo missionario, prendendo atto del fatto che i missionari sono una specie di estinzione. Adesso non voglio come dire, darvi l'idea di essere un distrattista. I missionari italiani nel 1990 erano 24.000, di cui 800 laici, 700 fidei donum, il resto erano ad vitam gentes, quindi membri di congregazioni religiose, missionari e società di vita apostolica. Oggi i missionari italiani sono 4.000, di cui 2.000 laici, abbiamo 230 fidei donum, il resto sono ad vitam gentes, ma poco più di 1.500 la prova dei fatti. E se la percentuale di decrescita rimane la stessa, nel 2030 i missionari ad vitam gentes dovrebbero essere meno di 1 migliaio, quelli ad vitam, quelli cioè a tempo pieno. E questo vale anche per l'Africa, perché voi capite che degli ad vitam gentes oggi in Africa ce ne sono circa 430, 440. È una cifra molto molto bassa rispetto soprattutto al passato. Quindi proprio perché il mondo missionario, soprattutto quello legato alle chiese di antica tradizione, è in crisi, ed è una crisi legata alla secolarizzazione del vecchio continente, se volete anche a una crisi in atto nelle chiese di antica tradizione come la nostra. Questo si evince guardando il numero dei praticanti, cioè quelli che vengono in chiesa a messa la domenica. Però bisogna porsi un atteggiamento sempre positivo e costruttivo. In Africa ci sono ONG autoctone locali. È evidente che oggi il rischio sempre in agguato è quello di non partire dai bisogni del territorio, ma da quello che si trova nelle cosiddette linee di finanziamento che vengono per esempio da Bruxelles. Ora, un atteggiamento di questo tipo non è costruttivo. Io auspico peraltro che le ONG italiane recuperino soprattutto il rapporto con il territorio, con la base. Io ho seguito le ONG negli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, da giovane prete rimasi molto colpito visitando lo SVI, Servizio Volontariato Internazionale di Brescia. Lo SVI è stata una ONG importante perché proprio nell'ufficio dello SVI a Brescia vennero firmate le prime 2 leggi sulla cooperazione, allora promosse dal vecchio senatore Pedini. Erano i primi tentativi di mettere in piedi una politica di cooperazione in Italia. Da allora sono stati fatti anche passi da gigante, la cooperazione ha anche raggiunto dei livelli molto interessanti, però ecco, dipendere solo dalle linee di finanziamento non va bene. È importante recuperare anche un radicamento popolare, un radicamento col territorio. Io ricordo lo SVI di Brescia, innanzitutto prima di partire si facevano 2 anni di preparazione, che significava che una volta al mese bisognava frequentare un corso nel weekend di formazione. Se uno frequentava fino alla fine aveva la green card per partire. E poi quelli che tornavano dalla loro esperienza dopo 3, 4 anni, 5 anni di volontariato, quelli che tornavano a casa si impegnavano nell'animazione, nella promozione, nel fundraising a favore della propria ONG. Cioè c'era un attaccamento alla ONG, quasi se fosse tanto una scelta di vita. Le cose sono radicalmente cambiate in questi anni. C'è molto professionismo, la figura del volontario tradizionale è sfumata, oggi abbiamo i cooperanti. È giusto anche per certi che siano così, impiegare dei professionisti nel campo dello sviluppo non guasta. Però il radicamento col territorio è molto importante. La Chiesa missionaria è
una chiesa che ha fatto molto in Africa, ma che si sta gradualmente ritirando, lo dicono le cifre, i numeri. Poi se mi chiede una valutazione sulle chiese africane, le dico subito, senza peli sulla lingua, che molte di queste chiese africane, molti dei vescovi africani sono più romani del Romano Pontefice. Cioè c'è stato un rigurgito di tradizionalismo in questi ultimi anni, io ho trovato per certi versi preoccupante. Ebbi modo di parlarne pure con Papa Francesco. Non bisogna fare di tutte le altre un fascio, assolutamente. Però spesso anche il tipo di formazione che viene impartita nei seminari in Africa è una formazione di matrice europea, che molte volte non risponde assolutamente ai bisogni e alle necessità dal punto di vista pastorale delle chiese africane, delle stesse chiese africane. No, Ti ringrazierei davvero tanto Padre Giulio, è stato un bel dibattito mi pare, siamo riusciti lo stesso ad approfondire molti aspetti e ti aspettiamo un'altra volta in presenza. Io sarei stato felicissimo di poter parlare direttamente, di potermi confrontare. Ci sarà sicuramente l'occasione, qua lo sono appuntati, non se lo dimenticano, ci sarà l'occasione al prossimo libro, ce lo fai avere e vediamo di organizzare. Per la pazienza che avete avuto